Anche gli appassionati di modellismo hanno però la bocca buona, come si suol dire, no? E siamo qua proprio, Giada, voi servite la pizza itinerante, mi hai detto te. Sì, pizzeria itinerante, noi andiamo in qualsiasi luogo dove le persone ci chiamano e continuiamo a sfornare pizze di vari gusti e riusciamo a servire tantissime persone con tanta qualità e soprattutto tantissima velocità, perché appunto le persone siano felici e sazie di... Perché c'è questa tecnologia del forno a gas che funziona. Assolutamente sì, ogni fornetto contiene 4 pizze e riusciamo a... 12 pizze alla volta. 12 pizze alla volta, sì. Che però noi arriviamo fino a 6 fornetti, quindi possono essere fino a 24 pizze ogni 3 minuti. Eccezionale, veramente. Che qualità ha la vostra pizza? Dai, è una domanda ovvia che ti faccio. Allora, innanzitutto dipende tutto dalla qualità della pasta. Noi abbiamo un tipo di impasto che lo facciamo lievitare più e più volte per dar modo che anziché che lieviti in pancia sia già lievitato. Un'acqua minerale, diciamo. Bravissimo. E poi gli ingredienti, naturalmente anche quelli sono di qualità, ma la cosa fondamentale è proprio l'impasto. Giada, dai ai nostri telespettatori un'indicazione di dove vi possono trovare se hanno bisogno di un servizio. Sì, allora su Facebook con le pizze di Giada e noi facciamo la nostra specialità è dall'antipasto al dolce tutto con la pizza, tutto a base di pizza. Eccezionale, cioè, senza volere, bisognava venire a trovare gli amici del modellismo ferroviario per trovare la pizza itinerante. Giuro che non avrei fatto di meglio come titolo, no, del pezzo. Giada, adesso noi naturalmente pubblicheremo così, ti manderemo le mail, per email tramite WeTransfer la trasmissione, ci lasci le mail e siamo a posto. E dopo assaggeremo la pizza, ovviamente, perché come si fa a non assaggiare? Dopo che ce ne hai parlato c'è già diciamo così lo stomaco che brontola. Bravissimo. Grazie a te, al prossimo appuntamento. Grazie a voi.